Veneto, terra del vino, è un binomio stretto quello tra il settore vitivinicolo e la regione, che si conferma leader assoluto a livello nazionale. Basti pensare che nel 2022 la vendemmia ha prodotto più di 15 milioni di quintali d'uva per un totale di 12 milioni e mezzo di ettolitri di vino e quasi 3 miliardi di export. Celebrare la vocazione vitivinicola del Veneto e analizzare anche le nuove tendenze è stato al centro del talk organizzato da Venice Promex, l'agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto. Dal vigneto al calice, il titolo del talk, organizzato con l'obiettivo di presentare al pubblico presente alcune suggestioni delle tendenze future del settore vitivinicolo, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile ambientale, economico e sociale. Alcune figure di spicco nel panorama locale e nazionale hanno dialogato sul tema della biodiversità come risorsa e valorizzazione del luogo di produzione, sia in chiave di cambiamento climatico che di diversificazione del prodotto, anche in un'ottica di accesso a nuovi mercati. Quali saranno gli scenari per il settore vitivinicolo nei prossimi 10-20 anni e soprattutto che ruolo potrà avere il settore vitivinicolo anche per quanto attiene il turismo, perché questo è un tema per noi molto importante perché è una voce importante per il nostro PIL della regione Veneto. Ecco, mettere assieme questi fattori, capire quindi la tecnologia, capire quali possono essere le nuove tendenze anche del consumatore, perché è importante capire le nuove leve, i giovani cosa faranno, ecco tutto questo ha l'obiettivo primario di aiutare i nostri imprenditori a pianificare la propria attività. Il vino del futuro deve partire dall'agricoltura, settore fondamentale per l'economia del territorio, e proprio gli agricoltori possono essere i primi ambasciatori del vino e del suo rapporto con il Veneto, un rapporto stretto che nel corso degli anni si è consolidato. Ecco allora che esportare il vino veneto significa anche parlare della cultura veneta. Un importantissimo settore per quanto riguarda l'agricoltura anche del nostro territorio, una capacità da parte degli agricoltori e dei trasformatori di dare valore a quello che è un prodotto d'eccellenza che vede nel terroir, per cui nella capacità anche di portare elementi culturali, storici del nostro territorio, della nostra provincia all'interno di un prodotto come il vino, all'interno di una bottiglia che ci rende tutti riconoscibili anche all'estero, che è un prodotto evidentemente d'eccellenza per quello che riguarda le nostre produzioni agricole. Due sono i fattori da tenere in considerazione per immaginare il vino del futuro: il cambiamento climatico che impone nuove tipologie di lavorazione e la sostenibilità in tutte le fasi della produzione, un concetto sempre più caro ai consumatori. Abbiamo necessità sicuramente anche nel comparto vitivinicolo di riuscire a fare ricerca e sviluppo, perché la viticoltura di un tempo non è più quella attuale, per cui il tema del cambiamento climatico è sicuramente un tema molto di attualità. Altro percorso importante è quello sulla sostenibilità che c'è sempre più richiesta dal consumatore. Abbiamo necessità di produrre in maniera sostenibile anche per dare ulteriori garanzie al consumatore. Questi sono i due temi sicuramente su cui noi dobbiamo centrare il nostro focus di attenzione.